Salve a tutti e benvenuti in Community FVG, un viaggio che ci porterà alla scoperta delle imprese solidali regionali, delle sue storie, dei suoi protagonisti. Oggi a farci da guida c'è il presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Graffi Brunoro, che salutiamo. Salve Presidente. Salve. Il termine community si traduce con comunanza, anche una bella parola. Che significato dà il credito cooperativo a questa parola così interessante? Si tratta sicuramente di un concetto complesso e mi piace la traduzione di comunanza rispetto a quella forse più corrente di comunità. È un concetto che esprime il vincolo che ci lega in un noi collettivo che vuole portarci a superare una visione economica e purtroppo anche sociale che negli ultimi 30 anni ha prevalso nella nostra società, che è quella di un io votato a un individualismo sempre più marcato. Ma vuole essere anche una nuova declinazione, se vogliamo, di una rappresentanza di territorio che tende in qualche modo ad impadronirsi della responsabilità di far accadere qualcosa in un territorio con un protagonismo delle persone che le porta a immaginarsi appunto attori, agenti di un futuro di cui fanno parte e a non subire passivamente quello che purtroppo il mondo ci sta in qualche modo trascinando. La mutualità è uno dei tratti distintivi del credito cooperativo, un concetto importante, ma come possiamo spiegarlo ai cittadini, ai clienti, ai consumatori che si avvicinano ai vostri sportelli? Il mutualismo e la mutualità è il tratto caratterizzante di qualsiasi cooperativa, di credito piuttosto che di altri settori. Nel caso di specie del credito cooperativo, la mutualità forse negli ultimi anni ha perso un po' la caratteristica di essere mirata esclusivamente verso i soci, pur rimanendo sicuramente un elemento importante, e si è allargata a un concetto di mutualità nei confronti di una comunità di soggetti, non necessariamente geograficamente intesa con un gruppo o con un paese o con una singola entità, ma con un concetto un po' più ampio man mano che le dimensioni delle banche di credito cooperativo sono aumentate. Aggiungo anche che il tema forse dobbiamo declinarlo anche in un concetto che va al di là della mera questione economica, quindi in una restituzione di una parte del vantaggio generato a favore dei soci o a favore della comunità, perché per un cooperatore di credito in particolare, l'accezione imprenditoriale non può mai essere solo ed esclusivamente economica, c'è anche una componente sociale, di creare un valore intangibile per la comunità di appartenenza. Grazie Presidente. E ora andiamo a conoscere più da vicino alcune di queste aziende che rendono umanamente ed economicamente più ricco il nostro territorio. Seguiteci. La cantina Produttore Cremons è stata fondata nel 68 per iniziativa di alcuni agricoltori locali, non solo cremonesi, e nel 72-73 operativa di fatto per coprire l'esigenza dei piccoli viticoltori che avevano la cantinetta piccola, piccole entità, che hanno trovato uno scopo assolutamente valido nel conglobarsi, nel creare questa società, che è una realtà che ha una dimensione a livello provinciale forse la più importante. C'è stata un'evoluzione nel tempo. Dalle piccole entità cooperativistiche si sono trasformate in una concentrazione magari con diminuzione di qualche socio, perché noi ne contiamo circa 150 come soci, però l'ettaraggio pro capite è aumentato, quindi si sono sviluppate, grazie anche alla cooperativa appunto, delle realtà importanti con dimensioni diverse da quella che poteva essere la media dell'ettaro e mezzo. Adesso cominciamo a ragionare in ettaraggi diversi.
La cantina nel territorio goriziano, e non solo, perché ricordiamo che copriamo anche parte della provincia di Udine, riveste in questo momento un'importanza fondamentale per quanto riguarda il settore agricolo. Un settore agricolo che in questi ultimi anni si è trasformato in modo sia veloce ma soprattutto sia molto specializzato. Abbiamo perso la zootecnia, abbiamo perso alcune lavorazioni sui seminativi e ci stiamo specializzando in agricoltura vitivinicola. I soci della cantina, quindi, che sono veramente a macchia di leopardo su tutto il territorio, soprattutto nelle zone del Coglio e dell'Isonzo, fanno sì che si accresca questo patrimonio che abbiamo nel territorio. Soprattutto perché la presenza del socio della cantina in modo così capillare fa sì che anche la parte turistica ne guadagni per l'aspetto paesaggistico del vigneto. Una realtà, la cantina produttori, che oltre a creare economia e quindi a dare reddito alle attività agricole ha un'importanza perché ha al suo interno oltre 33 dipendenti. 33 dipendenti che nella parte sia commerciale sia produttiva sono tutti residenti nella provincia di Gorizia. Anche questo è un aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda sia l'apporto beneficio in questo difficile momento economico, sia sotto l'aspetto della salvaguardia del posto di lavoro che la cantina produttori in questo momento mantiene. Territorio. Una cooperativa è un'impresa che solitamente nasce e si sviluppa dal territorio in cui essa opera, instaurando e mantenendo con esso una forte relazione. In particolare nelle piccole cooperative il radicamento territoriale è spesso la condizione di esistenza della stessa cooperativa. Il territorio nelle imprese cooperative è quindi un elemento fondamentale perché caratterizza le cooperative come società attrici dello sviluppo locale, portatrici di valori e storia e protagoniste della vita sociale della propria comunità. La cantina produttori commercializza il suo prodotto dal 72 e che quindi ha già una grossa storia, perché noi nelle nostre etichette appare la scritta viticoltori del 1968, oggi si sta riversando sul mercato che è diventato un mercato globale, un mercato che per la cantina si suddivide in 3 stadi. C'è un mercato domestico dove noi lo curiamo con i nostri punti vendita e ne abbiamo 2. Abbiamo un punto vendita proprio presso la cantina produttori e l'altro punto vendita lo abbiamo come osteria a qualche chilometro da qua. Sono 2 biglietti da visita, 2 immagini che vengono rilasciate dalla cantina e dove il cliente, l'ospite, non solo ha la possibilità di assaggiare i prodotti dell'attività del socio, quindi il vino, ma anche tutti i prodotti della gastronomia territoriale. Inoltre abbiamo un mercato nazionale dove è curato da una rete di agenti e un mercato internazionale dove lo curiamo direttamente dalla cantina. Oggi i prodotti che questo territorio può offrire sono svariati. Ricordiamo che noi ci troviamo all'interno di una DOC importante che è il Coglio, di un'altra tanto importante che è l'Isonzo, ma soprattutto oggi abbiamo la possibilità di essere inseriti nella DOC regionale che è la DOC Friuli, una DOC che a nostro avviso darà uno slancio notevole in positivo per quanto riguarda la remunerazione del vino, ma soprattutto farà conoscere all'esterno una regione che può uscire unita con un unico nome, Friuli o Friuli Venezia Giulia. Comunità. Una comunità è un insieme di persone unite da vincoli di appartenenza di vario tipo, lingua, territorio, tradizioni, storia, religione, cultura e altro ancora. Ancora più importante, una comunità non è solamente la gente che vi è in essa. E ognuno di noi
spesso può sentire un senso di appartenenza a più di una comunità, perché la percezione di appartenenza ad una comunità è un dato soggettivo, un sentimento che permette all'individuo di sentirsi parte di una unità significativa di azioni tra soggetti. L'interesse verso la comunità è il settimo dei principi cooperativi. Questo principio afferma che le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci. La nostra cooperativa affonda le sue radici, direi, mi viene da dire, in un'idea iniziale che alcuni di noi che sono ancora presenti qua, in particolare 4 persone, ebbero ancora negli anni '80. Eravamo giovani e appassionate di impegno sociale, ci siamo tutte incontrate nell'ambito del volontariato, all'interno di un'associazione che seguiva persone con disabilità visiva. Poi ognuno ha preso la sua strada e ci siamo reincontrate alla fine degli anni '90 all'interno della cooperativa sociale attiva, che aveva sede a Tavagnacco e che era nata da una spinta ideale di alcuni genitori di ragazzi con disabilità che avevano il sogno di creare per loro delle attività occupazionali, anche lavorative, di qualità. E all'interno di questo nucleo ci siamo reincontrate, queste 4 ragazze, e abbiamo sviluppato una serie di idee che poi nel 2005 hanno preso vita autonoma da Attiva e quindi è nata per acquisizione di ramo d'azienda Attiva Lab. Noi in particolare operiamo nell'ambito dei servizi educativi ed assistenziali alle persone in stato di fragilità. Quali? Nello specifico noi operiamo in 2 settori, uno è quello della disabilità congenita e l'altro è quello dei bambini con difficoltà evolutive specifiche, quelle che adesso vengono definiti un po' i bisogni educativi speciali. Lo facciamo attraverso 2 principali servizi. Uno è quello che viene denominato CSRE, cioè Centro Socio Riabilitativo Educativo, ovvero un servizio che noi gestiamo in convenzione con la nostra locale azienda sanitaria e che segue durante il giorno 27 persone adulte con disabilità. L'altra area invece è quella dei servizi educativi post-scolastici specialistici rivolti ai bambini con bisogni educativi speciali. Per bisogni educativi speciali ora si intende sostanzialmente tutta la gamma delle difficoltà che possono colpire i bambini in età evolutiva, in età scolare e che rendono gli apprendimenti e la scuola un cammino molto difficile. Questi bambini li seguiamo tutti i pomeriggi qui da noi con quello che noi definiamo i doposcuola specialistici, che sono delle attività di supporto ai compiti realizzate con un livello di qualità, mi sento di dire, piuttosto originale e unico, perché noi seguiamo i bambini in un rapporto di 1 a 3, cioè ogni educatore segue un gruppo di 3 bambini. Li segue nel pomeriggio nei compiti e poi cerca di trasferire tutte quelle competenze che servono al bambino per diventare autonomo nello svolgimento dei compiti attraverso una serie di strumentazioni anche tecnologiche di cui noi ci siamo dotati negli anni. Adesso lavorano da noi 40 persone, anche un po' di più forse, 43-44 quest'anno. Però non tutti sono soci, perché? Perché noi sui soci abbiamo sempre avuto un'idea forse un po' anomala nel parco della cooperazione, cioè che diventa socio chi veramente lo sente, chi lo desidera, chi aderisce a una visione, anche alla mission, quella che è la nostra mission aziendale, e non vogliamo che questo sia un automatismo, cioè entri in cooperativa, diventi socio e non sai cosa significa, non sai che responsabilità hai, non sai che diritti, che doveri hai. Per cui socio diventa chi ne fa domanda e normalmente accade più o meno dopo circa 1 anno di permanenza e quando la cooperativa riesce a dare a queste persone un contratto a tempo indeterminato. Allora in quel momento noi anche un po' in quel momento caldeggiamo, perché riteniamo che questo matrimonio abbia senso celebrarlo, perché vuol dire che la persona ha
può vedere anche un futuro dentro la struttura e quindi può assumersi anche gli oneri che essere socio significa, che non è solo la quota sociale, che se vogliamo è un rischio abbastanza marginale, nel nostro caso sono 200 euro, quindi non spaventa nessuno, ma vuol dire avere un senso, una presa di un'assunzione di responsabilità rispetto proprio al futuro e al sostegno della cooperativa, che si esplicita in vari modi, anche voglio dire impegnando del tempo di pensiero e di partecipazione alla vita della cooperativa. Proprio quest'anno abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare a una ricerca che è stata condotta dall'Istituto di Ricerca Eurixe di Trento e tra l'altro finanziata da Confcooperative e Federsolidarietà. Questa ricerca ha mirato ad indagare anche la soddisfazione dell'utenza, quindi dei familiari in particolare dei nostri utenti. Hanno risposto una cinquantina di famiglie e i risultati, devo dire, sono piuttosto lusinghieri e ci confortano un po' sulla strada. Diciamo che il 100% delle famiglie ritiene che la cooperativa sia il posto giusto per i propri congiunti. Questo ci dà una grande gioia e ci sostiene anche nel lavoro futuro. In gran parte le famiglie hanno apprezzato il livello di serenità che i propri congiunti hanno raggiunto frequentando i nostri servizi. Questo è più evidente nella parte della disabilità adulta, perché oggettivamente parliamo di persone che se non fossero qua sarebbero sicuramente in altri servizi diurni, perché questi esistono, ma se ciò non fosse possibile non avrebbero molte altre opportunità occupazionali e di socialità. Ma anche le famiglie dei bambini, le quali, diversamente dalle persone con disabilità, pagano anche una retta per frequentare i nostri servizi, perché naturalmente non avendo fondi pubblici dobbiamo lavorare sul mercato privato. Ciò nonostante quasi tutte le risposte sono collocate fra l'8 e il 10 a livello di soddisfazione su tutte le aree che abbiamo indagato, e quindi anche perché noi siamo oggettivamente i primi, e non dico gli unici, ma quelli più strutturati sul nostro territorio per dare risposte ai bambini con bisogni educativi speciali. Oggi parliamo di mutualità, spesso anche parlando con amici, con conoscenti, tanti ci dicono ma che cos'è la mutualità, che non è un concetto sempre ben compreso. Cercheremo di capire. Innanzitutto partiamo da un dato normativo, dove è espressa la mutualità in una nostra disposizione. È espressa nella Costituzione, in particolare nell'articolo 45, in cui viene scritto che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fin di speculazione privata. Nella mutualità sono insiti due concetti, uno lo scambio mutualistico e uno lo scopo mutualistico. Vediamo di capire questi due aspetti della mutualità. In primis abbiamo lo scambio mutualistico. Che cos'è lo scambio mutualistico? Il passaggio di beni e servizi cooperativa al socio e di beni e servizi e attività lavorativa dal socio alla cooperativa. Quindi abbiamo due tipi di scambio mutualistico che vanno ricondotti a due categorie omogenee di cooperative. Nella prima, come dicevamo, i beni e servizi passano dalla sfera economica della cooperativa a quella del socio, e a questo passaggio, che viene chiamato flusso mutualistico, si contrappone un controflusso monetario che rappresenta la remunerazione che il socio dà ai fini del pagamento dei beni e servizi ricevuti. Nel secondo caso, nella seconda categoria omogenea di cooperative, invece troviamo quelle cooperative in cui è il socio a conferire beni, servizi e attività lavorativa alla propria cooperativa. Conferire significa, in termini di diritto cooperativo, il passaggio di beni, servizi e attività lavorativa dalla sfera economica del socio a quella della cooperativa. Anche qui vi è un controflusso monetario, finanziario, che rappresenta la remunerazione che la cooperativa dà al socio per i beni, servizi e attività lavorativa ricevuti. Lo scopo mutualistico che cos'è? È l'interesse del socio a partecipare alla cooperativa, e quindi nel primo caso, quelle cooperative in cui lo scambio ha luogo dalla cooperativa al socio, è quello di minimizzare il costo, il controflusso finanziario degli acquisti effettuati. Nel secondo caso, quindi nelle cooperative in cui è lui a conferire alla cooperativa
i beni, i servizi, l'attività lavorativa, vi è quello di massimizzare il controflusso finanziario e quindi l'utilità economica dell'operazione. Tutto questo per dire cosa? Che la mutualità implica che al centro dell'attività economica della cooperativa vi sia il socio. Presidente, in un mercato finanziario così in movimento e così aggressivo, c'è ancora spazio per qualche iniziativa di educazione finanziaria nei confronti dei cittadini? Sicuramente, più che spazio credo sia una necessità. È doveroso per il credito cooperativo muoversi in questa direzione, fa parte proprio dell'essenza della nostra missione, quella di favorire il risparmio, favorire un investimento consapevole, favorire un indebitamento consapevole. Già nel 2009, quindi in tempi non sospetti, il credito cooperativo di questa regione ha fatto partire un importante progetto in questa direzione insieme all'ufficio scolastico regionale e all'associazione dei comuni. Abbiamo lavorato molto nelle scuole. È ovvio che l'investimento sui ragazzi giovani delle scuole produce risultati in tempi molto lunghi. Forse avremmo potuto e dovuto lavorare anche sugli adulti e questo ci avrebbe probabilmente consentito di prevenire almeno una parte dei disastri che sono accaduti anche in questa regione per quelli che sono stati evidentemente degli investimenti sbagliati o comunque degli investimenti indotti nei confronti di persone che non avevano piena consapevolezza di ciò che stavano acquistando. Presidente, quanto è importante per la qualità della vita di un territorio e delle sue comunità una buona intensità cooperativa, una attività cooperativa sviluppata su vari settori? Beh, questo è importantissimo, purtroppo è come la salute, è una di quelle cose di cui ci si rende conto solo quando non c'è più, quindi se potessimo mettere a confronto un territorio prima e dopo un'intensità importante sul versante cooperativo come è quello della nostra regione, vedremmo sicuramente la differenza. Questa è una pecca che le imprese cooperative devono cercare di compensare velocemente ed è quella di superare la tradizionale misurazione solo dell'elemento quantitativo, dell'elemento economico e provare ad individuare degli indicatori che vadano a misurare anche il valore intangibile che un assetto cooperativo su vasta scala come è quello della nostra regione riesce a generare. La storia del movimento cooperativo e anche del credito cooperativo è lunga oltre 100 anni. Il passato lo conosciamo, ma nel futuro cosa c'è? Allora, io sono personalmente convinto che il modello cooperativo sia quanto di più attuale possiamo oggi mettere a disposizione di una società complessa e articolata come è la società moderna. È ovvio che ci scontriamo con una visione dell'economia e soprattutto del mercato finanziario che non tiene minimamente conto dei valori cooperativi, ma i fatti che sono accaduti dal 2008 in avanti dimostrano che quella non è una visione buona per il futuro. Qui dobbiamo sicuramente lavorare intensamente. Oggi per quanto riguarda il credito cooperativo abbiamo di fronte un futuro piuttosto incerto, un futuro complesso rispetto al quale mi vengono a mente le parole del Presidente Mattarella in occasione dei ricordi di De Gasperi, in cui diceva che il mondo è complesso, non è fatto come un set di parole crociate dove la soluzione buona è una sola. Bisogna misurare, bisogna ragionare, bisogna tener conto di molte complessità. Purtroppo i tecnocrati che oggi governano il mercato e soprattutto il settore finanziario hanno troppo spazio, c'è stata un'abdicazione da parte della politica, quella con la P maiuscola, che quindi ha privato di una visione coloro che stanno scrivendo le regole e questo indubbiamente segnerà un po' il futuro del credito cooperativo. Bene, oggi abbiamo conosciuto una cooperazione che sa di eccellenza e di servizio, un sapore che troveremo ancora da qui in avanti. Voi state con noi, con Community FVG, continuate a seguirci e a presto!